Come pulirsi velocemente dalla nicotina. 8 alimenti che la spazzano via. Quando un fumatore abituale si accende una sigaretta, la nicotina in circolo nel sangue raggiunge una sorta di picco. La nicotina di un'unica sigaretta viene eliminata dal corpo nell'arco di 6-8 ore e la via di eliminazione preferenziale è quella renale, quindi attraverso le urine. Nel momento in cui si decide di smettere di fumare si ha una percentuale di nicotina nel sangue che cala gradualmente nell'arco di 48-72 ore, ma questo non basta per essere puliti. Esiste infatti anche la nicotinica, un sottoprodotto della nicotina che il corpo elimina fisiologicamente in 20-30 giorni. Indice dei contenuti: acqua, ortica, verdure, tè agli aghi di pino, arance, kiwi, succo di carota, broccoli. La vitamina C è la sostanza migliore per la rimozione della nicotina presente nel flusso sanguigno. Infatti aumenta il metabolismo del corpo, l'attività e la formazione dei globuli bianchi. Un altro consiglio che spesso do a chi vuole smettere di fumare è quello di aumentare la quantità di frutta e verdura nella dieta, in quanto la ricerca dimostra che chi mangia più frutta e verdura è in grado di riuscire a stare più a lungo senza tabacco e ritardare notevolmente la prima sigaretta della giornata. Un aumento del consumo di frutta e verdura può aiutare le persone a smettere di fumare per i seguenti motivi: meno dipendenza dalla nicotina. Una grande quantità di fibre sane aiuta a sentirsi più pieni e felici, evitando così la ricerca della sigaretta per riempire il nostro corpo e la nostra mente, evitando così anche la fame nervosa. A differenza dei salumi, alcol e bevande contenenti caffeina, frutta e verdura non migliorano il gusto del tabacco, anzi a volte lo peggiorano. Impegnarsi in uno stile di vita più sano potrebbe consciamente e inconsciamente portare alla volontà sempre maggiore di smettere di fumare. Ecco gli alimenti per eliminare rapidamente la nicotina dal corpo. Acqua. La nicotina disidrata il corpo, quindi è bene bere acqua per reidratare. Il mantenimento di un buon apporto di acqua aiuta l'organismo a sudare ed espellere la nicotina. Ortica. L'ortica è ricca di ferro ed è un disinfettante utile per combattere le infezioni genitourinarie. Verdure. Mangiare sedano, insieme a verdure come zucchine, melanzane, fagioli e cetrioli, influenza il gusto della sigaretta e può quindi ridurre la dipendenza da nicotina. Tè agli aghi di pino. Questo tè leggero al gusto di limone è tradizionalmente usato per disinfettare la bocca e la gola, è ricchissimo di vitamine C, beta-carotene, e può essere anche un ottimo aiuto per la salute dei polmoni. È controindicato in gravidanza. Arance contengono alti livelli di vitamina C, che ha un forte potere antiossidante, e si sa che nei fumatori la quantità di radicali liberi è altissima. Mangiare arance aumenta il metabolismo, per eliminare la nicotina più velocemente, e inoltre riduce lo stress. Kiwi. Il kiwi ti aiuta a eliminare la nicotina dal corpo e ricostituire le vitamine A, C ed E. Succo di carota. I danni da nicotina creati sulla pelle spesso sono visibili in forma di macchie e rughe. Il succo di carota ha vitamine A, B, C, K, che aiutano ad eliminare la nicotina dal corpo e sono essenziali per la salute della pelle. Broccoli. I broccoli contengono alti livelli di vitamina B5 e C, è una sostanza che protegge i polmoni dai danni delle tossine legate alla nicotina. Un ultimo consiglio: volete smettere di fumare? Il momento migliore per farlo è ogni mese nel periodo di luna nuova. Il corpo e la mente sono maggiormente predisposti a lasciare andare qualcosa di vecchio ed impegnarsi in qualcosa di nuovo.